Benvenuti nella terra dei nuraghes. In questa puntata parleremo di un'opera pittorica di grande valore presente nella città di Sassari. Ce ne sono tante, ovviamente, così come in tante altre città, e probabilmente e sicuramente molto di più in altre città che non qui magari da noi a Sassari, ma volevo parlarvi della Madonna del Sassoferrato. È un'opera veramente importante, custodita ancora oggi nella chiesa del Carmelo, nel convento appunto dei Carmelitani, nella chiesa del convento dei Carmelitani qui a Sassari, ed è un'opera di grande valore artistico, di grande valore storico, che non tutti conoscono, ma che i sassaresi hanno potuto godere, quasi toccare, anzi toccare proprio con mano, almeno fino a una 120 anni fa circa, o forse un centinaio d'anni fa, qui a Sassari, ma lo vedremo subito. Volevo introdurvi questa opera con una poesia in sassarese dell'illustre Pompeo Calvia. Deu di Saivia Maria, piena d'affetto, piena di grazia e beato Michai, benedetto il frutto del doppetto, che suratti buonissimo che dai. Prega baccata d'ora ingionicciado e prega barumare le innocenti, parro deboli, affritto ributtenti e duburo infilizi e triburato. Prega bacca senza cometti fura, pigiare avronti sotto la dulciura. Mamma di Garidai, mamma du Michai, sei vedizi da ogni amrazogli, avani e sempre, e l'ora di la moglie. Questa poesia dell'Ave Maria in sassarese di Pompeo Calvia ci introduce a un'opera così importante che lo stesso Calvia ha studiato a fine Ottocento. Siamo nella chiesa del Carmelo di Sassari. Oggi è posizionata l'opera al di sopra, insomma, dell'altare maggiore, ed è poco visibile, se vogliamo, difficilmente visibile se non si solleva il capo. È un'opera di un 40x50 di dimensioni, 40x50 centimetri ovviamente, e stiamo parlando di un'opera quindi stiamo parlando di una Madonna con bambino, e quindi di una visione devozionale dell'arte per i fedeli. È un'opera che arriva in città probabilmente, presumibilmente ai primi dell'Ottocento, nel 1803, perché in quel momento è stato fatto vescovo il Solinas, che era un sardo ma carmelitano, e probabilmente in quel periodo appunto c'è stato questo dono dal Papa, proprio per questa occasione, al convento dei Carmelitani. Un'opera di grande valore pittorico perché è stata dipinta dal Sassoferrato. Il Sassoferrato Giovanni Battista Salvi, detto appunto il Sassoferrato perché proveniva da Sassoferrato, una bellissima cittadina delle Marche, è uno dei grandi artisti del Seicento, è che arriva dalla bottega del Domenichino, e a sua volta il Domenichino arriva dalla bottega dei Carracci di Roma, in quello che è il contesto del classicismo seicentesco, una corrente pittorica ma anche letteraria, una corrente molto importante che deve riportare a quello che è la rivisitazione, alla rivalutazione del vero e del bello e dell'ideale del bello nel mondo classico. E quindi noi abbiamo la possibilità di ammirare un'opera che dal Seicento è rimasta a Roma chissà per quanto, e poi molto probabilmente, come appunto dicevo prima, nei primi dell'Ottocento è arrivato qui in città. E il Giovanni Battista Salvi riesce a quindi darci e a farci, insomma, a far vantare la città di Sassari di un'opera devozionale che almeno fino al fine Ottocento, ma forse anche fino a quasi alla seconda guerra mondiale, perdonate, era ancora in vista e visibile nella terza cappella a sinistra della chiesa del Carmelo di Sassari, proprio per l'adorazione dei fedeli. Infatti l'intento devozionale di questa opera, così come l'aveva concepita il Salvi, è rimasta ancora fino a fine Ottocento, e anche Pompeo Calvia ce lo racconta, proprio perché quest'opera viene anche riprodotta da vari incisori, da vari altri artisti di fine Ottocento, tra cui Giacomo Diana per esempio, per farne delle opere devozionali da portare appunto nelle case dei sassaresi. Ecco che
nell'immaginario sassarese di quell'epoca quella era una opera pittorica certamente devozionale, ma quasi vista come un'icona. Era protetta da un vetro in quel periodo proprio per non rovinarla, insomma, dall'affetto dei fedeli, no? E quindi è necessario appunto ricordarci che se l'arte porta il numero delle persone ad occuparsi del contesto artistico cittadino, del contesto artistico di una regione o comunque di uno Stato, significa che la cultura vive e che la cultura ci riporta noi stessi a un confronto maggiore sia con i grandi artisti del passato, ma anche con queste grandi mentalità, di queste grandi correnti artistiche che dovremmo in qualche modo riscoprire, riportare, approfondire. La Madonna del Sassoferrato è una benedizione per la città di Sassari, perché ci rimanda a un'epoca storica così importante per tutta l'Italia, che è quella del classicismo seicentesco. Andate a vedere l'opera, benché appunto vi dicevo è un po' insomma in alto, no? Nell'altare maggiore, occupatevi di quest'opera e amatela così come amate tutta l'arte. Io vi saluto e vi riporto alla nota insomma della prossima settimana e vi ricordo ogni martedì appunto l'appuntamento su Teleregione Live nella terra dei Nurages. Un saluto a tutti voi.